Allora, in modo non ufficiale, siamo venuti a conoscenza che, non è ufficiale, però sembra che sia così, che da settembre Arriva Veneto inizierà a fare il servizio di trasporto urbano per quanto riguarda appunto il comune di Chioggia, quindi subentrerà diciamo a CTV, che è da Illo Tempero, che appunto non vuole più fare il servizio di trasporto urbano a Chioggia. Non parliamo, non facciamo polemiche, lasciamo stare, tanto l'assessore Maria Rosa dice che va tutto bene, lasciamo che dica che va tutto bene. In realtà non va tutto bene per niente, perché anche questa mattina dall'Isola dell'Unione sono saltate delle corse. Ricordiamo che le categorie più deboli sono gli anziani, poi con questo caldo lasciamo perdere. Ecco, quindi il servizio che farà, almeno vi ripeto che non è ufficiale ma sembra che sia proprio così, non è che subentra, intanto fa questo servizio e poi ci sarà il bando, e chi vincerà il bando poi si capirà chi farà questo servizio. Noi siamo fiduciosi, non abbiamo nulla contro il STV, però insomma a nostro avviso ci sembra che Arriva Veneto sia un'azienda molto seria e cerchi di fare sempre il meglio, tra l'altro anche i suoi autisti. A questo proposito mi permetto, giorni fa ho avuto la possibilità di utilizzare il servizio Arriva Veneto, perché siamo andati a Venezia a fare le riprese appunto per l'inaugurazione e la presentazione della Sagra del Pesce, tanto voluta dal consigliere Marco Dolfin. La presentazione voluta della Sagra del Pesce c'è da 85 anni, ma praticamente mentre l'andata abbiamo trovato la corriera non vuota, ma insomma neanche troppo piena, era anche abbastanza fresca con l'aria condizionata. Al ritorno, come siamo entrati, la corriera era abbastanza piena e poi si è riempita abbastanza. Durante il viaggio la corriera era molto piena e io ero anche in prima fila, perché approfitto di fare un po' di riprese, come vedete a volte dai servizi. È arrivato un utente che si è sfogato con l'autista perché secondo lui l'aria condizionata non era stata accesa. Ecco, allora mi permetto, capisco che è caldo, capisco che tutti quanti, poi tra l'altro un conto uno che faccia il viaggio una volta ogni tanto, un conto invece chi lo fa tutti i giorni, sorvoliamo i cantieri eccetera, sapete già come la pensiamo. Però francamente pensare che una corriera che la prendi all'una col sole a picco, piena di gente, che possa diciamo essere fresca, francamente mi sembra un po'. Quindi io inviterei veramente ad avere pazienza e insomma capire che in questi giorni con questo caldo ognuno di noi è un termosifone, e se la corriera è piena è un poco difficile pensare di trovarla fresca. Ecco, lo dico proprio con tutto rispetto sia dei pendolari ma soprattutto nei confronti degli autisti, che a mio avviso dovrebbero essere lasciati guidare e non assolutamente essere diciamo richiamati, che tra l'altro quando in Romea è pericolosa, e quindi è meglio assolutamente lasciarli perdere, tanto loro non possono fare niente, e se qualcuno ha delle rimostranze ci sono i canali, c'è l'indirizzo posta eccetera eccetera. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.